Rischia già di trasformarsi in un esercizio di dialettica o in discussione ideologica la seduta del Consiglio regionale straordinaria voluta per esaminare ed eventualmente approvare o meno la richiesta di referendum per l'indipendenza del Veneto, referendum voluto dal movimento Indipendenza Veneta. Alla vigilia del Consiglio straordinario escono allo scoperto gli oppositori. Un referendum, dicono, che sarebbe inutile e dispendioso, una presa in giro dei veneti che di questi tempi, dicono i detrattori, hanno altro a cui pensare. E così l'assessore del PDL, Massimo Giorgetti, per primo attacca la posizione indipendentista ed anzi lui in consiglio non ci sarà. Mi rifiuto di partecipare a un consiglio regionale il cui ordine del giorno è quello di indire un referendum sul Veneto Stato indipendente autonomo. Ci stiamo prendendo in giro, stiamo perdendo tempo in un momento di crisi per discutere di cose che sono inverosimili. Sulla stessa linea anche il capogruppo del PD Lucio Tiozzo, che parla di proposta di legge incostituzionale ed anzi attacca i promotori descrivendoli come esponenti che hanno voglia di mettersi in vetrina per catturare le simpatie di chi vuole dividere il Veneto dall'Italia. E il Partito Democratico con Lucio Tiozzo rilancia annunciando che a settembre la questione verrà riproposta, ma in forma diversa, puntando sull'ottenimento dell'autonomia differenziata del Veneto, ovvero allargando quelli che sono i poteri decisionali delle regioni previsti dall'articolo 116 della Costituzione. Dura anche la posizione di Italia dei Valori. Il suo consigliere regionale Gennaro Marotta parla di presa in giro dei veneti. Una consultazione, dice, che significherebbe buttare via i soldi dei veneti. L'Italia dei Valori sarà in aula, conclude, ma per votare contro. Graziano Azzalin, consigliere regionale del PD, bolla l'iniziativa degli indipendentisti come una buffonata provocatoria in un momento in cui nessuno ha voglia di scherzare. Ma per l'indipendenza veneta è di tutt'altro si tratta che di scherzo ed anzi ammonisce i consiglieri. Attenzione, qui voi se negate il diritto al referendum negate la democrazia, perché questo, ripeto, viene chiesto, non di esprimersi, lo dico ancora, su indipendenza sì, indipendenza no, ma sul fatto che i veneti possano o non possano dire loro cosa pensano sul tema indipendenza. E porta la questione su un piano internazionale, bypassando la questione di legittimità costituzionale. È anche la legittimità che si rifà alle norme del diritto internazionale, in primis alla Carta dell'ONU, che è diritto cogente immediatamente applicabile all'interno dello Stato italiano.